Violente raffiche di vento e grandinate in Veneto. È stata una notte di paura a Vicenza, evacuate 5 famiglie, ovunque tetti scoperchiati e alberi abbattuti, decine di chiamate ai vigili del fuoco. Il Vicentino e la Marca, le zone più colpite. Ad Asolo, macchine bloccate in strada da una coltre di 30 centimetri di grandine. Nelle campagne la devastazione di vigneti, frutteti e mais. Violenza sessuale a Vicenza, vittima un ragazzo di appena 15 anni che segue il suo aggressore e lo fa arrestare dalla polizia. In manette un 25enne africano. Aggressione nei pressi di un locale a Monastir, arrestato dai carabinieri di Treviso uno dei capetti della baby gang che aveva terrorizzato e rapinato giovani avventori. Denunciati dalla Guardia di Finanza di Rovigo 100 cittadini di nazionalità romena per aver percepito indebitamente la pensione di cittadinanza senza essere residenti. Episodio surreale, quello accaduto in una pasticceria di Padova dove un turista straniero ha pensato bene di fare la pipì nella sala da tè. Ecco il video. Vigilia dell'arrivo in Veneto del Giro d'Italia. Domani la 18ª tappa si concluderà a Treviso, poi la Carovana Rosa si sposterà sulle Dolomiti e infine a Verona. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali, inevitabilmente il maltempo che si è abbattuto ieri sera soprattutto sulla fascia pedemontana della regione, dall'ovest vicentino passando per il Bassanese fino alla Marca trevigiana. Una delle situazioni più delicate a Montecchio Maggiore, dove sono state evacuate anche delle famiglie. Mezz'ora d'inferno tra grandine e pioggia che si sono abbattuti in tutto l'ovest vicentino ieri in tarda serata. Il forte vento ha scoperchiato il tetto di una palazzina ad alte ceccato, danneggiando comignoli e antenne, tanta la paura per i residenti. Verso le 11 così è arrivato un fortissimo vento, ho sentito un botto, ho aperto la tapparella e ho visto che c'era tutta la guaina giù fino al mio terrazzo quasi. Siamo andati su dalla signora all'ultimo piano e là aveva acqua dappertutto che entrava, perché logicamente la parte che è andata via di guaina, anche le tavelle si sono alzate e lì era a cielo aperto. Sono state fatte uscire tutte e 5 le famiglie per consentire le operazioni di messa in sicurezza del tetto che è stato coperto con del nylon. Adesso abbiamo 5 famiglie che sono sfollate praticamente e di queste 5, 3 rientreranno già stasera, però 2 famiglie invece sono costrette a rimanere fuori fintanto che non viene ripristinato un minimo di sicurezza per quanto riguarda il tetto. Diciamo ci sono 2 anziani ultra ottantenni e un'altra famiglia a cui ha provveduto il comune. Sì, infatti lì c'è una famiglia di ultra ottantenni che sono andati a vivere per il momento dal figlio e invece la famiglia delle 3 persone stiamo provvedendo noi come comune a mettere a disposizione un appartamento di emergenza. Adesso il sindaco mi ha detto che provano a vedere se trovano qualche casa provvisoria per noi e mi farà sapere. Tra quanto potranno tornare le 2 famiglie che al momento sono fuori? Beh, allora noi pensiamo che nell'arco di 15 giorni possa essere messa in sicurezza tutta la parte del tetto del condominio, quindi in 15 giorni dovrebbero rientrare. Ma la notte di passione per i vigili, che hanno ricevuto decine di chiamate, è continuata con diversi interventi nel comune di Montecchio, tra i più colpiti dal fortunale. Nelle scuole per la caduta di rami, alla Jean Piaget un gelso si è schiantato al suolo, alla San Francesco un ramo si è abbattuto in strada, in via Cimarosa un automobilista è rimasto bloccato con l'auto nel sottopasso allagato da 1 metro d'acqua. Mezz'ora di paura, ma fortunatamente non ci sono stati danni alle persone. Spostiamoci più a est, nella Marca, la situazione più surreale ad Asolo. Le immagini si commentano da sole. A colpo d'occhio una nevicata fuori stagione e invece è stata una grandinata da record con circa 30 centimetri di chicchi di grandine a terra. Per asportarli sono serviti i badili.
Una notte bianca, l'espressione usata anche via social da Mauro Migliorini, sindaco di Asolo, territorio epicentro del maltempo che ha sferzato la Marca, in particolare nella sua fascia pedemontana. Nella città dai 100 orizzonti per ora ha dominato uno scenario surreale. Lavori di messa in sicurezza e ripristino sono andati avanti per tutta la notte e la giornata di oggi. Decine di uomini e mezzi impegnati, vigili del fuoco, protezione civile, operai comunali. Stamattina abbiamo dovuto spalare il ghiaccio rimasto sulla strada, circa 6 furgoni del comune, oltre ovviamente a pulire tutte le strade di accesso al centro che erano piene di foglie, rami, rametti. Dopo la paura e l'emergenza, il fronte più doloroso è quello della conta dei danni in agricoltura. Soprattutto in alcune località il raccolto è stato azzerato, non solo prosecco ma anche ciliegie e asparagi. Ci sono stati tantissimi danni alle coltivazioni nel territorio tra Pagnano e Casella, in particolare per i vigneti. Adesso i danni ancora non so esattamente, non mi è stato riferito, ma mi dicevano che la zona di Pagnano probabilmente hanno perso la cultura completamente. Vento forte, pioggia battente, temporali e grandinate a macchia di leopardo anche molto intense si sono registrate da Montebelluna, con danni alla palestra della scuola media di Biadene, a Meduna, Gorgo al Monticano, San Polo di Piave. A Giavera vissuti attimi di paura, violentissimo il nubifragio che si è abbattuto sul Montello. Spresiano è la località forse con più danni a strutture, scoperchiato il tetto della piscina Lovadina, numerosi gli alberi abbattuti, tanti in tutta la Marca le auto ammaccate. La conta dei danni è in corso per l'attivazione dello stato di crisi e tutte le procedure risarcitorie collegate. Quantificarli ora è la priorità. Già Spresiano, uno dei territori più colpiti e dove oggi si sono contati i danni. Se si può trovare qualcosa di positivo in questa occasione è il fatto che il tutto sia avvenuto di notte e quindi non abbiamo avuto per ora almeno danni alle persone. Downburst, il fenomeno meteorologico che si è abbattuto sul comune di Spresiano nella notte. Lingue di vento con raffiche fortissime si sono infilate sui tetti di diversi capannoni, scoperchiandone una parte. Alle piscine Le Bandie della frazione Lovadina il danno più impressionante. La copertura è stata in parte sradicata, alcuni pezzi sono stati scaraventati a terra. Impianto pronto per l'apertura, già duramente provato da 2 anni di Covid, piegato dal peso di costi esorbitanti di gestione, ora il maltempo ha fatto il resto. Dopo questi 2 anni che abbiamo attraversato un periodo veramente disastroso, questo ancora qualche giorno di chiusura per noi è molto significativo. Con le squadre di protezione civile e i tecnici comunali al lavoro fino al mattino il vice sindaco Roberto Fava. L'obiettivo fin da subito è stato quello di liberare i tombini dal fogliame e le strade dai rami caduti, oltre che drenare l'acqua che ha allagato il sottopasso. C'erano alberi ovunque sostanzialmente, le strade quelle maggiormente colpite erano un tappeto di fogliame e di erba e in pochissimo tempo si sono intasati ovviamente fossi, strade sono allagate, avevamo un sottopasso della ferrovia anch'esso allagato e le squadre della protezione civile si sono subito costituite e io sono rimasto fuori tutta la notte con loro. Un albero ha schiacciato un'automobile, un altro è caduto davanti alla scuola media, uno vicino all'oratorio. Davanti alla palestra della scuola il vento ha abbattuto anche un lampione. Danni anche in comune dove la scossalina che drena l'acqua piovana è stata sradicata. È mancata la corrente in via 24 maggio a Visnadello. Oltre che un laboratorio di maglieria, che è un laboratorio importante, c'era un'abitazione con una signora che aveva l'ossigeno e una macchina attaccata alla corrente per l'ossigeno. Eravamo pronti a intervenire con un gruppo di continuità perché ovviamente la signora non poteva stare e attendere. Per fortuna alle 10 è ritornata la corrente. Colpite duramente anche le colture. A Spresiano le immagini arrivano dall'azienda agricola Schievene. Oggi anche qui è stato il giorno della conta dei danni. Il comune in queste ore sta predisponendo tutta la documentazione per fare domanda di stato di calamità. Ritorniamo nel Vicentino per la cronaca. Vittima di un'aggressione sessuale a Vicenza, un quindicenne, con la polizia che ha arrestato il presunto aggressore.
L'allarme viene lanciato alle 9 di sera, suona il telefono del 113, c'è un 15enne vicentino che racconta di aver subito violenza sessuale da parte di uno straniero. Il ragazzino non demorde e dopo l'accaduto segue l'aggressore e lo blocca in corso Santi Felice Fortunato. Sul posto si precipita una pantera delle volanti, gli agenti della Polizia di Stato intercettano il 15enne che indica un 25enne africano del Burkina Faso. Il minore è in evidente stato di shock, spiega molto velocemente l'accaduto. Secondo la sua ricostruzione, alle 8:15 di sera si trovava in corso Santi Felice Fortunato e stava guardando il cellulare vicino alla rotatoria di un supermercato quando inaspettatamente si è sentito palpeggiare il sedere dallo straniero che avrebbe tentato di toccarlo anche nelle zone intime rivolgendogli frasi irriguardose. Riferito l'accaduto, il ragazzino, raggiunto da un genitore, si è presentato in questura e ha querelato il 25enne africano che è stato arrestato. Avvisato, il pubblico ministero ha disposto che lo straniero venga trattenuto e associato alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Per parlare di baby gang ritorniamo a Treviso per raccontarvi di un'aggressione nei pressi della casa di caccia a Monastir. Guarda la felpa che ho rubato, mi sono anche preso una collanina. Si era vantato così, con un suo amico, mandandogli tanto di videomessaggio. È finito in manetta un 19enne residente nel Trevigiano. Sarebbe lui il complice che lo scorso 3 ottobre aggredì con violenza 4 giovanissimi nei pressi della discoteca Casa di Caccia. Ad agire i 2 capetti di una baby gang formata da 8-10 individui. Abbiamo motivo di ritenere che si tratti di un sodalizio composto da più persone, però i 2 soggetti sui quali convergono le nostre indagini sono decisamente i principali responsabili del gruppo. I 2 aggredirono e picchiarono 2 ragazzi di 17 e 18 anni, uno fu colpito alla testa, l'altro spinto contro una ringhiera. Ed ancora nel mirino dei malviventi un 15enne a cui era stato strappato un orecchino con brillantino ed un altro giovane a cui era stata rubata una collanina. Violenti e senza scrupoli, in mano un coltello. Coltello che è stato puntato all'addome dei malcapitati sia nell'occasione delle rapine consumate la notte del 3 ottobre che in altre occasioni. Coltello che è stato rinvenuto a seguito della perquisizione a casa del 19enne. Il giorno dell'aggressione fu arrestato per primo un 20enne che tentò di nascondersi sotto un cespuglio ma fu riconosciuto dalle stesse sue vittime all'arrivo dei carabinieri sul posto. Il 19enne invece riuscì a fuggire fino a ieri quando davanti a lui si sono presentati i carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica. Il giovane è stato arrestato a Brescia dove era andato forse per allontanarsi da Treviso. Il 19enne fra l'altro durante questi mesi si è reso protagonista di altri fatti criminosi. A suo carico figurano diverse denunce per atti particolarmente violenti consumati in provincia e anche fuori provincia, aggressioni, risse, rapine, un soggetto diciamo che muove spesso le mani. Si è chiuso il cerco di questa aggressione che aveva terrorizzato i giovanissimi avventori del locale. Vi do un aggiornamento di cronaca giudiziaria che ci porta in Polesine. 9 anni e 4 mesi di reclusione sono stati inflitti oggi dal Tribunale dei minorenni di Venezia a Patrick Cavazza, il giovane che nel febbraio del 2021, all'epoca era 17enne, uccise a colpi di macete il padre Edis, 45 anni, nel campo nomadi di Sant'Apollinare. Siamo appunto a Rovigo. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato. Cavazza era accusato di omicidio fatale, un colpo con il macete ricevuto dalla vittima all'altezza della clavicola sinistra. Il fatto, lo ricorderete, avvenne all'esterno della roulotte di famiglia. Questo quindi a Rovigo. Andiamo adesso a Padova per un episodio di tutt'altro tenore, con uno straniero che ha fatto la pipì in una sala da tè. L'urgenza non giustifica certo la maleducazione e la mancanza di rispetto. Le immagini che state vedendo sono state riprese dalle telecamere interne della pasticceria Graziati in Piazza della Frutta a Padova. Si vede un uomo entrare nella sala da tè riservata ai banchetti e quindi al momento vuota e urinare sul pavimento. Il bagno si trova proprio accanto alla saletta e quindi non si capisce come mai l'anziano immortalato dalla telecamera abbia scelto di compiere un gesto così maleducato. Il titolare della pasticceria è ancora sbalordito. In tanti anni che sono qua,
che sono quasi 40 personalmente, c'erano 4 turisti stranieri di lingua tedesca, ben vestiti, tranquilli, sui 65 anni, 2 maschi, 2 femmine, uno dei 2 maschi era anche in sedia a rotelle, l'altro maschio a un certo punto si è alzato, è andato giù in bagno e anziché andare in bagno, anziché prendere la porta del bagno, ha preso la porta a fianco in una delle nostre sale da tè. I miei camerieri hanno trovato una pozza per terra, mi ha detto per piacere dovevi vedere sulle telecamere cosa è successo e incredibilmente abbiamo visto questo signore che si è preso i pantaloni e ha fatto la pipì per terra in mezzo alla saletta da tè. Il signor Graziati lo ha cercato dappertutto. Sono andato in comune, che c'era il vigile all'entrata, ho chiesto se avesse visto questa persona, gli ho raccontato quello che era successo, gli ho lasciato il mio numero di telefono casomai lo rivedesse perché volevo denunciarlo. La stessa cosa ho fatto alla Cappella degli Scrovegni, al Museo degli Eremitani, ho lasciato la foto e ho lasciato il mio numero di telefono, ho raccontato quello che è successo, tutti quanti non ci volevano credere e dicendo per piacere se lo vedete chiamatemi. Il gruppo ha pagato in contanti, quindi non si possono rintracciare. L'appello è così rivolto agli altri baristi del centro. Se li vedete chiamatemi al numero della pasticceria Graziati. Ritorniamo in provincia di Rovigo, a Polesella. La polizia ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti il gestore di un noto locale. La squadra mobile ha organizzato una serie di servizi mirati durante i quali a spacciare è stato scoperto il titolare della pizzeria, un rodigino 60enne trovato in possesso di oltre mezzo etto di cocaina e quindi arrestato. Considerata la gravità dei fatti, il questore Giovanni Battista Scali ha disposto la chiusura del locale per 10 giorni. Sempre in Polesi, nei finanzieri del comando provinciale di Rovigo hanno denunciato 100 cittadini di nazionalità romena per aver percepito indebitamente la pensione di cittadinanza in quanto privi del requisito della residenza. Tutta la procedura di richiesta del sussidio poggiava su un sistema di autocertificazioni contenente dati inesatti o falsi. I finanzieri della tenenza di Occhiobello e del gruppo di Rovigo, mettendo in relazione le informazioni trovate dalle circa 100 banche dati a disposizione, hanno esaminato la posizione di una vasta platea di persone che ha avuto accesso alla pensione di cittadinanza destinata ai nuclei familiari composti solo da ultra 67enni o da componenti di età inferiore, qualora disabili o non autosufficienti. Così dunque a Rovigo. A Venezia, per ritornare sulla tragedia del lavoro di pochi giorni fa, è necessaria una cultura della sicurezza dai lavoratori ai datori di lavoro, l'ha dichiarato il presidente degli agenti marittimi del Veneto. La morte del 34enne Alessandro Zabeo, precipitato da 3 metri d'altezza al terminal Vecon di Porto Marghera, sta portando sindacati e istituzioni a una seria riflessione sul tema della sicurezza, ma soprattutto a mettere in campo linee d'azione più incisive. Dopo il blocco ieri di lavoratori e sindacati al porto, oggi è stato indetto uno sciopero nazionale di 2 ore a ogni fine turno o prestazione di lavoro, col suono delle sirene alle ore 12. Finora il porto di Marghera, rispetto a molti altri d'Italia, ha registrato un record. L'ultimo incidente mortale, infatti, risale a 14 anni fa. Ma deve essere anche un processo culturale, ha evidenziato il presidente degli agenti marittimi del Veneto, nell'esprimere le proprie condoglianze alla famiglia di Zabeo. Gli investimenti e l'ottica, soprattutto, io dico, culturale, deve essere sempre l'argomento pregnante dei nostri pensieri, delle nostre azioni di tutti i giorni e per questo so che da tanto tempo che vengono fatti investimenti, so che l'autorità portuale, il presidente Di Blasio ha riconfermato che la strada è questa da percorrere, lo davamo per scontato e sarà sempre questa. Cioè quella di fare investimenti, ma soprattutto secondo me deve essere fatto un investimento in tempo da dedicare all'istruzione e a incrementare la cultura della sicurezza. Punti discussi anche insieme al vice ministro delle infrastrutture e mobilità sostenibili Teresa Bellanova oggi a Venezia per un tavolo in autorità portuale e che saranno affrontati anche domani quando nel pomeriggio il presidente del porto Fulvio Lino Di Blasio incontrerà i rappresentanti sindacali. E dobbiamo cercare di far sì che
entri nel modus vivendi quotidiano il concetto di sicurezza. Ci siamo, domani il Giro d'Italia arriva in Veneto per il gran finale, c'è attesa per la tappa trevigiana, poi tra l'altro sabato il tappone dolomitico e domenica il gran finale per l'appunto a Verona. Vediamo come si sta preparando Treviso. I palloncini e le vetrine addobbate a tema. Treviso si prepara all'arrivo della 18ª tappa del Giro, l'attesissima Borgo Valsugana, Treviso appunto. 152 km, 80 dei quali nella Marca, con la carovana rosa che attraverserà Valdobbiadene, Farra, Pieve di Soligo, Refrontolo, Vittorio Veneto, San Pietro di Feletto, Conegliano e poi lungo la Pontebana toccherà Susegana, Spresiano, Villorba, con arrivo a Treviso in viale Nino Vixio. È una vigilia di grande attesa, il Giro d'Italia è un evento decisamente importante, di caratura internazionale, quindi con tutte quelle limitazioni che un evento di questa portata comporta. Però per una città capoluogo come Treviso essere comunque al centro dell'attenzione, al centro delle cronache, al centro di telegiornali nazionali e internazionali per un evento sportivo è molto molto importante. Domani scuole chiuse e inevitabili disagi per la chiusura di strade e parcheggi. Sul sito del comune tutte le indicazioni. Io invito tutti i trevigiani a portare un po' di pazienza per quelle che possono essere le piccole criticità legate al Giro, ma di godersi veramente un evento sportivo di carattere mondiale. Ospitare una tappa del Giro rappresenta per l'amministrazione comunale un'importante operazione di marketing territoriale che accenderà i riflettori del mondo sulla città. Il Giro d'Italia, al netto della sportività, quindi della capacità degli atleti, è un investimento di marketing territoriale, quindi il Giro d'Italia e le opportunità di una tappa del Giro d'Italia vanno viste certamente per il godimento dell'evento sportivo, per la bellezza del ciclismo e per naturalmente la sportività della tappa in sé, ma vanno anche viste per le opportunità di circolare il nome della città a livello nazionale e internazionale. Da Treviso a Padova, dal profano al sacro, vediamo perché. Naufrago sulle coste della Sicilia. 800 anni fa frate Antonio pose i suoi piedi in Italia per risalire poi tutta la penisola sino a Padova. Sui suoi passi si metteranno in cammino i pellegrini di Antonio 2022 che partiranno da Capomilazzo in Sicilia il 30 giugno per arrivare alla Basilica del Santo il 9 ottobre. Un cammino di fraternità e solidarietà. Il cammino è metafora della vita. Quindi è un cammino di crescita. Chiaramente Sant'Antonio ci parla di una crescita nella vita di fede e nell'incontro con Dio attraverso l'incontro con le persone, con gli altri. Per cui ripercorrere dopo 800 anni l'esperienza di Sant'Antonio significa rimettersi in cammino nella vita, disponibili ad incontrare gli altri, ad incontrare l'esperienza degli altri come occasione anche di incontro con l'altro che è Dio. Un cammino testato da un giovane portoghese come Antonio Jorge Leitao, il pellegrino zero. L'anno scorso sono partito il 7 giugno da Capomilazzo e più o meno ho inseguito lo stesso itinerario che inseguiremo quest'anno. Cioè, diciamo che ho avuto l'opportunità di approfittarne le tracce, il lavoro di altri volontari e dei frati negli anni precedenti e di diventare la prima persona che ha legato tutte quelle piccole tracce per avere la certezza che sì, possiamo camminare. Un cammino sulle strade di Antonio svelato nelle sue 92 tappe suddivise in 102 giornate proprio a ridosso del 13 giugno. La giornata del Santo di Padova, Rete Veneta e il network Media Nord-Est l'hanno raccontata e vissuta in diretta con record di telespettatori nel 2020, accompagnando il pellegrinaggio in elicottero sulle terre venete colpite dalla pandemia della reliquia del Santo, e nel 2021, quando abbiamo seguito il viaggio della reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute a Venezia, fino alla Basilica del Santo. A camminare con il gruppo di pellegrini e con quanti si uniranno per percorrere anche solo 1 chilometro ancora una volta, sollievo e compagnia sarà una reliquia di Antonio. Antonio lo portiamo con noi, c'è una reliquia, c'è uno zaino particolare, che è di fatto un reliquiario a spalla che ci permette di stare davvero poi con Sant'Antonio, quindi è un rifare con lui lo stesso percorso, gli stessi 1800 km che ha fatto lui, e tuttavia con la sua compagnia, con la sua amicizia,
diciamo, con la sua protezione, molto di più con la sua ispirazione. Ecco, vi dovevo dare una notizia da Vicenza perché ha grattato e ha vinto 2 milioni di euro con un biglietto da 5 euro. È successo a Torri di Quartesolo, dove un cittadino adesso farà il turista per sempre. Ve lo racconteremo anche nelle prossime edizioni. Per il momento è davvero tutto dal Veneto. Grazie come sempre per l'attenzione. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Tempo sostanzialmente buono, sia pure con l'anticiclone africano leggermente indebolito. Ancora una certa instabilità culminante nelle ore pomeridiane. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 26 maggio ci mostra una situazione tranquilla, avremo un ampio soleggiamento. Addensamenti nuvolosi ad evoluzione diurna più significativi sulle zone montane e pedemontane nel pomeriggio, con occasionali temporali, possibili poi fin verso le pianure limitrofe. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 12 e 19 gradi, massime invece comprese tra i 23 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Sui rilievi probabili rovesci sparsi entro sera. Temperature minime sui 17-20 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Inizialmente sarà soleggiato, a seguire però non si escludono dei fenomeni a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 12-15 gradi, massime sui 28-29 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.